Ciao amici, buonasera e benvenuti a questo 82esimo episodio della nostra partita italiana che riprende dopo qualche giorno di pausa. Sono stato in una breve vacanza a Terni da un mio amico in questi giorni. Riprendiamo però, ci sono state delle novità, è uscita la nuova patch 1.8 insieme con una nuova espansione chiamata Art of War, eh, che però probabilmente, anzi direi sicuramente, date le numerose novità, non potrò applicare a queste mie partite con l'Italia e con Bisanzio, che diciamo devono proseguire su questa linea con la patch con cui le ho iniziate, anche perché le, le differenze anche nelle idee nazionali, stavo pensando per Bisanzio, anche qualora la partita, cioè il gioco funzionasse, non fosse completamente incompatibile, ma ci sono cambiamenti così significativi che renderebbero la partita difficile da giocare. Quello che posso fare è cercare di velocizzare il più possibile questa partita con l'Italia, in modo da iniziare il prima possibile una nuova partita con la nuova patch. E allora le mie prossime mosse puntano ormai alla conquista totale dell'Italia, all'espansione qui a Costantinopoli e poi in Turchia. Poi ci sono anche gli obiettivi d'oltremare in India e Giappone, soprattutto. Però in questo momento io punterei più che altro ai luoghi vicini. Dovremmo conquistare questa zona, magari collegare i nostri territori d'Occidente in Spagna con quelli italiani, e perciò, insomma, possiamo subito metterci all'opera. Io pensavo di iniziare, dato che se dichiaro guerra alla Savoia si mette un po' male perché c'è tutta una coalizione contro di me che comprende Spagna e Portogallo, la Boemia che difende in quanto imperatore e tutti i loro alleati che non sono pochi. Io pensavo quasi quasi di far prima la guerra contro il Brandeburgo, che tra l'altro potrebbe richiamare in causa la Savoia. La guerra contro il Brandeburgo è importante perché se non riesco a conquistare il Brandeburgo, cioè a vassalizzarlo, non potrò essere imperatore alla morte del re di Boemia Vladislav I. Quindi è importante farla subito sta conquista prima che questo re di Boemia muoia, possibilmente. E quindi cosa vi dicevo? Che potrebbe entrerà in gioco di sicuro la Boemia e molto probabilmente anche l'Olanda, ma potrebbe succedere appunto che oh mio Dio, il capo della guerra si sposti dal Brandeburgo a qualcuno tra Boemia e Olanda. Se fosse l'Olanda è alleata alla Savoia, oltre che della Francia, ma la Francia entra al nostro fianco, già controllato. E la Francia entrerebbe al nostro fianco. Perciò potremmo trovarci la Savoia. In caso invece il capo della coalizione fosse la Boemia, potremmo doverci misurare con la Russia, addirittura l'Ungheria. Però chi lo sa, non si sa cosa potrebbe succedere. Comunque la Russia lontana non ci spaventa. In caso, anche se entrasse in guerra, potremmo cercare di fronteggiarla con le nostre armate, che sono sempre più potenti. Io pensavo di costruire comunque ancora qualche edificio militare per completare un'opera che è iniziata ormai un po' di tempo fa. E... esattamente, questi... Volevo costruire in tutta sta zona potenziare la produzione di esercito. Qui andrei comunque a includerli nella nostra regione italiana. Allora, e in più anche qui, ecco. Così avremo anche più manodopera, dato che scarseggia sempre quella. E io direi di creare anche qualche punto di reclutamento in Africa. Ecco, in particolare queste 4 province in Africa, 2 a nord e 2 a sud, in modo da poter costruire anche qui delle nostre armate. Perché prima di dichiarare questa guerra, appunto,
davvero a potenziare, cioè a riempire le nostre, a rendere di nuovo il nostro esercito a pieno regime, insomma. Qui abbiamo già creato 3 armate. Qui dovrebbe crearsi, dovremmo finire di reclutare le armate per la 4ª armata. Qui abbiamo un'ulteriore armata, dovremmo magari potenziare anche la nostra armata africana in modo da essere a posto completamente. Marrakesh. Possiamo comunque qui reclutare. Allora ci mancano qui 2 reggimenti di fanteria. 2 e 1. Allora, vediamo un attimo di usare anche l'ultimo diplomatico, che per ora lo userei per migliorare un attimo le relazioni con coloro che dobbiamo conquistare, perché spero che si dissolva la coalizione contro di me. Se ci sono solo infuriati Savoia e Portogallo, quando non saranno più infuriati si dovrebbe sciogliere la coalizione. E andiamo un attimo avanti a velocità spedita, appunto, per vedere se riusciamo. Eccoli questi, perché avremo perso, non si sa. Patawadame, come si chiamano quelli? E cerchiamoli. No, ho letto male. Potawatomi. Mio Dio. Perché abbiamo perso il casus belli contro di voi? Non si sa. Ah, giusto, siete diventati protettorato dei nostri stupidi e dei nostri stupidi stati coloniali. Allora, io inizio comunque a prendere questa decisione. Tanto ho deciso che sostanzialmente ci conviene continuare con le idee nazionali per avere un ulteriore sconto qui, proveniente alle idee, no? Qui ci mancano 4 reggimenti per finire. Vediamo un po'. Nuovo, vogliono un rimpiazzo come al solito. Attenzione, abbiamo una notizia fantastica. Nella nostra provincia di Banten o Banten, qui penso, logicamente produciamo tè, che era proprio quello che speravo, ma strano, non produciamo pesce per una volta e produciamo tè, guardate. Qui mandiamo il nuovo governatore e questa è un'ottima notizia. Stiamo anche colonizzando, appunto, il nostro obiettivo al momento è quello di oltre stiamo convertendo tutti, ma il nostro obiettivo è colonizzare Salish, e questo ci darà un bel premio in termini di velocità di insediamento nelle nostre colonie, che è una, ecco, Salish. Vediamo, ci impiegheremo comunque un anno per farlo. Ecco, tra poco arrivano allora le nuove. Ah, qui abbiamo un'armata di troppo, c'è qualcosa che non quadra. Ah, abbiamo un reggimento di cavalleria di troppo. Beh, niente di grave. Mandiamo qui le nostre armate. Questa è l'ultima armata che stavamo facendo. Vediamo qui come va invece. Qui siamo un po' più lenti, perché non abbiamo neanche le strutture necessarie. Le nostre flotte è arrivata a Malacca il mercantile, Ecco, abbiamo pure mandato a Malacca il mercantile. Abbiamo convertito la penultima colonia. Vediamo un po' a Malacca come vanno le cose. Adesso siamo la principale potenza nel nodo, però non abbiamo nessun. Io penso che ci converrebbe a questo punto mandare. No. Ah, non è nel nostro range commerciale. Interessante a saperlo prima, forse. Avrei evitato di mandare. Purtroppo non so bene come possiamo sfruttare questo commercio. Non so se arriverà in qualche modo. Guadagniamo qualcosa. Stiamo trasportando semplicemente, probabilmente in questo lato.
Ma non sappiamo bene, stiamo facendo arricchire gli indiani, non lo so. Eh, bisognerebbe capire come raccogliere. Se non c'è, se siamo fuori range, come facciamo a essere fuori range? Siamo nel range coloniale, ma non in quello commerciale. Probabilmente il range commerciale viene calcolato dalla capitale. Qui non siamo fuori range. O forse, vediamo se c'è una mappa del range. Qui ci dice che è fuori range. Anche qui è fuori range, qui no. Quindi sostanzialmente la calcola proprio... Ah no. Qui siamo vicinissimi, quindi significa che dobbiamo avere dei... Abbiamo bisogno di qualche ponte, diciamo, qualche provincia ponte. Ad esempio qua, oppure qualche isola. Qui siamo dentro il range, purtroppo no. Terra incognita qua. Abbiamo bisogno comunque di qualche provincia ponte per commerciare lì. Quindi ora come ora è un po' sprecata la nostra flotta. Vediamo un po' cosa riusciamo comunque a combinare. Allora. Ah, purtroppo, vabbè, come previsto, è espirato il modificatore che ci ha ridotto davvero molto rapidamente l'inflazione negli ultimi tempi. Conflitto nel confine coloniale. Oh mio Dio, da dove cominciare? Sembra che coloni da Nuova Venezia si sono avventurati in Micmac, una provincia di Gonzaga, in cerca di nuovi territori e risorse. Gonzaga ha mandato la sua milizia per respingerli, ma sono stati troppo zelanti e hanno respinto questi coloni indietro a Bernacchi, facendo pure saccheggi. Ah, bene. C'è stata una escalation quando Nuova Venezia ha inviato la sua milizia. Insomma, i miei stati coloniali sono talmente geniali che stanno facendo guerra tra di loro. Il governatore di Gonzaga, Ottavio Doria di Cirie, sta biasimando il governatore di Nuova Venezia, Ludovico Maria Gambacorta e viceversa. Cosa dobbiamo fare come possiamo risolvere senza perdere la faccia? Lasciamo fare questo da sé. Rimuovere uno dei due governatori o perdere potere diplomatico. Non abbiamo neanche molto prestigio, tra l'altro. Ah, mio Dio. Dovremmo rimuovere, io credo, quello di Nuova Venezia. No. Oh mio Dio, Casanova che non esiste più. No. Perché Casanova? No. No, non è che non esiste, ma non c'entra niente più che altro. Interessante, perché dovremmo rimuovere il governatore? Scusate, c'è un errore probabilmente. Ottaviano, no, del Carreto. O che si sono confusi tra i due Ottaviano. Interessante. Vabbè, probabilmente la cosa che ci conviene fare per non fargli aumentare il desiderio di libertà è fargli risolvere da loro la questione. Assurdo. Comunque assurdo, vabbè, lasciamo che risolvano loro. Però come punizione aumentiamo le tariffe a Nuova Venezia. Maledetti. E ve la aumentiamo un po'. Vabbè. Allora, vediamo di proseguire, sperando che non ci siano nuove assurdità compiute da questi coloni un po' impazziti. Qui non riusciamo, siamo molto lenti nel reclutamento.
Però abbiamo anche tutto il tempo. Qui intanto c'è una... Ok, lo solito evento, una battaglia tra Savoia e Genova perché sono in guerra, Palatinato e Savoia. Beh, io direi che la Savoia è messa molto peggio, essendo in guerra con più persone, però il Palatinato probabilmente che se la vedrà brutta. Mm. E noi dovremmo vedere anche di attaccare Genova prima che sia troppo tardi. Allora io direi che aspettiamo magari il reclutamento di questa armata e poi chiudiamo qua, anzi iniziamo anche a posizionare in una posizione un po' diversa le nostre armate. Richiamiamo questo da Savoia, dal Piemonte e andiamo a scomunicare. Però come prima cosa, dato che abbiamo queste nuove armate pronte, io pensavo potremmo produrre, no, 5 le stiamo producendo, ne avremmo altre 2 potenziali, ma ce le lasciamo in riserva. Io pensavo appunto di rinominare queste nostre armate per formare le nostre nuove legioni e io avevo pensato a questi nomi. Allora, partiamo dalla nostra capitale, quindi Legio Prima, chiamiamola Italica. Mm, ok, Legio Prima Italica. La seconda la chiamiamo Legio Seconda Gonzaga. Mm. Questa terza la chiamiamo appunto Legio Terza Venetica o Veneziana, non lo so, Venetica, diamogli un nome latino, Venetica. E questa la potremmo chiamare, io penso che a questo punto ehm, potremmo dedicare a questo terzo polo di reclutamento che abbiamo, oltre a ai 2 italiani. E io pensavo addirittura di rifondare in questa regione che rinominerei in Laconia. Laconia, una certa città da un passato glorioso. Chiamiamo Sparta, sì, o Lacedemone, insomma, Sparta, vai. E pensavo di chiamarla Legio Quarta Lacedemonia. Va bene. Adesso la andiamo a congiungere con l'altra. Poi abbiamo una Legio Quinta. Legio Quinta Iberica o Ispanica. Iberica la chiamiamo, dai. Che dovrebbe essere con l'H. O no? Mm. Avrei dovuto controllare questa cosa. Chiamiamola senza H, poi al massimo ce l'aggiungo. Iberica. Non saprei. E poi Legio Sesta. Sesta Africa. Va bene. Magari controllo un secondo. Diciamo lo spelling di Iberica. Rieccomi allora, non me l'ero sognata la H, c'è davvero. Allora, quindi aggiungiamo la H. Allora, Iberica va bene. E Legione Sesta che va integrata, però rimarrà come Legione Sesta. Adesso vediamo di congiungere le nostre armate. Tra pochi giorni possiamo passare a un fatto importante, cioè scomunicare il Brandeburgo, cioè il governatore Sigismondo II. Ci odierà un po' per questo, ma dobbiamo tenerci pronti a dichiarargli guerra. Allora iniziamo anche a muovere le nostre armate verso i confini. Andiamo addirittura qua. E tra un mese possiamo dichiarare guerra. Abbiamo un assedio. Ah, giusto, stiamo cercando di recuperare qua. Qui ci sono... No, questi non ci interessano. Ecco il nostro diplomatico.
Mm, bene. La nostra flotta se la sta cavando qua. Non questa, dicevo questa. Pare di sì, tutto sommato se la cava. Magari qui possiamo togliere momentaneamente anche l'esploratore. Qui siamo pronti. Hmm. Bene. E qui stavo anche considerando, no, è stata sconfitta la ribellione purtroppo, che voleva, dei portoghesi volevano passare alla nostra parte. Allora, vediamo un po'. Ci manca qualche giorno, beh, andiamo un secondo allora di nuovo qua in Savoia a migliorare le relazioni. Ok, richiamiamo questi due diplomatici e abbiamo disposto le armate in posizione. A questo punto direi che siamo pronti a dichiarare la guerra. No. Che è successo, scusate? Scomunicato. Ah, ma non ci ha dato ancora il casus belli. Ok, aspettiamo un attimo. Non ho capito bene perché non abbiamo avuto il casus belli. Si è convertito, cos'è successo per aver perso così di colpo? No, non si è convertito. Cavolo, il protestantesimo si è espanso parecchio, devo dire. Così fino a sud non me l'ero mai visto. Anche la Bretagna. Vabbè, i francesi la sistemeranno quella. Cavolo, il Palatinato non se la cava male contro questa Austria davvero un po' indebolita. Da chi? Chissà. Il Palatinato comunque ha due province, pare. Non ha più le altre che soleva avere. Invece qui la Savoia è stata... Ah, ok, l'Austria in realtà esiste come armate. E, beh, aspettiamo allora un secondo, non so, torniamo di nuovo qua. Che ne so io. Non riesco a capire perché non c'è ancora comparso il casus belli. Perché lui è scomunicato e dovremmo averlo. Vabbè. Magari a fine mese ci verrà comunicato che potremo usare il casus belli. Vediamo un po'. Casus belli? No, niente casus belli. Non riesco a capire. Non abbiamo il casus belli, ma adesso è neutrale. Non... Allora, la scomunica consente ad altre nazioni cattoliche di dichiarare guerra senza soffrire la normale perdita di stabilità per avere la stessa religione o non avere il casus belli. Appunto. Mm, non ho casus belli, eh. Mm. Vabbè, aspettiamo un altro mese. Non saprei. A sto punto non saprei più che dire. Allora, vediamo un po'. Miglioriamo anche con Genova. Abbiamo già migliorato, credo. Ah no. Miglioriamo. E vediamo se il prossimo anno cambia qualcosa. Se non cambiasse, non so. Magari salviamo qui e direi che è anche passato il tempo dell'episodio. E vediamo se riesco a risolvere il problema. Allora, tu sei in Corsica, perché la capitale è la Corsica. Assurdo. Vabbè. Però non mi è arrivata. Ok, abbiamo un nuovo cardinale, però ne abbiamo mantenuti 5. Finché non muoiono i francesi non c'è niente a fare. E il nuovo cardinale è nostro, e per di più, quindi siamo sempre più potenti. Qui non ci importa.
Non c'è arrivata notifica del casus belli, quindi io suppongo che non abbiamo casus belli. No. C'è qualcosa che non quadra. Comunque vi saluto qui sperando di poter dichiarare questa guerra al principio del prossimo episodio perché... Ma non si è capito cosa è successo. E... Vabbè dai, alla prossima. Ciao.